Siamo giunti alla terza corsa, confronto più affollato insieme al Tris Quarté Quinté, chi chiuderà il programma. Ritirato qui Gianna dei Greppi, sono in 14: Green Cash Cab, Green Economy Par, Gaia Gad, Gelsomino Jet, Garibaldi Rick, Geco Jump in prima fila, Grazia Jet, Giglio, Glogiugla Cav, Glamour WF, Gogollona, Gringo War SP, Gammon C e Guapo MD. Questo è lo schieramento con Giglio che chiude favorito. Intanto veloce Gaia Gad che si avvantaggia al via e scende in breve alla corda nei confronti di Green Economy, Numero 2 che Green però Economy si getta Par di galoppo e squalificato. così lascia in seconda Numero posizione 14 Green Gammon Cash. SI squalificato. Green Cash Cab squalificati. Intanto, se non abbiamo errati, anche Gamonsi. 200 iniziali in 15,5, ma intanto si presenta Garibaldi Rich e ottiene il via libera dopo 350 metri di gara. All'esterno si ingamba Giglio. Progredisce Giglio dopo 450 metri di gara, avvicina Garibaldi Rich quando siamo ormai al completamento dei 600 iniziali, coperti in 46,4. I primi due prendono vantaggio da Gaia Gad, che si mantiene comunque in terza posizione, poi si accoda in seconda posizione Giglio e gli 800 vanno via in 1, 1 e 3, comunque andatura svelta con Garibaldi Rich leader, Giglio in seconda posizione, Gaia Gad in terza, poi Green Cash Cab, via via tutti gli altri lunga fila indiana con soltanto un cavallo all'esterno che cerca di progredire, ma l'andatura si mantiene comunque per la categoria abbastanza veloce, 1,17,6, nonostante il 16,3 in curva. Iniziato il secondo chilometro, ora l'andatura è rallentata e ne approfitta Glamour WF per progredire. A un giro dalla conclusione la sua azione è seguita da Gogollona. Glamour viene però anticipato da Giglio che muove nuovamente su Garibaldi Rich, poco più di 600 all'arrivo con Garibaldi che controlla Giglio, che a sua volta ha anticipato Glamour WF. Gaia Gad più indietro, intanto Giglio attacca a 500 dall'arrivo, si avvantaggia parzialmente, mezzo cavallo a 400 dalla conclusione, insiste Giglio, replica però Garibaldi, più indietro Glamour. Giglio sempre mezzo cavallo avanti all'avversario, riesce a passare in vantaggio all'ingresso addirittura d'arrivo, ultimi 100 metri di gara con Giglio che ha ancora una lunghezza di margine. Nel finale Giglio viene a vincere nettamente, il secondo posto è per Garibaldi Rich che lascia al terzo Glamour WF, 1,17,2 con 33 a chiudere dopo un 34 di penultimo quarto. Una buona prestazione sicuramente di Giglio, in linea anche meglio del debutto. Stavolta oltretutto ha anche vinto, quindi dopo il secondo posto dell'esordio a Padova, Giglio con Antonio Greppi in sediolo si fa prima spazio alle spalle di Garibaldi Rich e poi torna all'attacco ai 600 finali per averne ragione nettamente in arrivo. Il successo dunque per Giglio, primo in carriera, Antonio Greppi per conto di Michela Racca e del signor Claudio Bagni.